Buongiorno, ben ritrovati con Focus. È successo di tutto sul nostro territorio, 3 annegati nel Brenta, un ragazzo aggredito davanti a uno stabilimento di Montebello Vicentino a colpi di macete, incidenti stradali con vittime. Andiamo subito a Campo San Martino nel Padovano da Chiara Gaiani per la tragedia di un uomo che si è lanciato per salvare un ragazzo. Sono entrambi annegati e poco fa è stato ritrovato anche il secondo disperso. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roccaiende ci troviamo qui in questa spiaggetta lungo un'ansa del Brenta. Ringraziamo anche il consigliere regionale Luciano Sandonà che ha seguito tutte le operazioni. Come dicevi tu, proprio circa mezz'ora fa è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia il corpo di Ramesh Ganegedara, 23 anni, il giovane dello Sri Lanka che è annegato nelle acque del Brenta. Ieri intorno alle 11, di sera intorno appunto alle 23, era stato recuperato anche il corpo di un romeno di 29 anni, ne avrebbe compiuti 30 il 23 di luglio, Bogdan Stefan, Bogdan Stefan che appunto si è lanciato in acqua per salvarlo. Questo è un punto molto pericoloso, piangiamo altre vittime in questa zona. Luciano Sandonà, consigliere regionale, vive proprio qui a Campo San Martino. Un anno fa un'altra vittima, un giovane tunisino di 27 anni a Fontaniva, proprio giusto un mese fa degli ragazzi sono stati salvati all'interno dell'isolotto. Il Brenta è molto pericoloso, è stato recuperato a circa 4 metri di profondità il corpo di Ramesh, vicino a dove si trovava il corpo di Stefan. Lei qui il bagno non l'ha mai fatto nonostante viva qua? No, non l'ho mai fatto, ma occorre prestare molta attenzione, specie in alcuni tratti del fiume e tutti sanno che è praticamente impossibile entrare in acqua oltre una certa altezza perché il Brenta forma mulinelli, buche, ha un corso torrentizio, in alcuni casi ci sono dei dislivelli che creano questi punti anche pericolosi, anche se non sembra, magari vedendo da qui, non sembra che ci siano dei punti particolarmente pericolosi al di là di dove la corrente spinge forte. In realtà sono punti che sono difficili anche per esperti nuotatori. Ecco, qui c'è un divieto di balneabilità, ne parleremo subito dopo. Sono arrivati proprio pochi minuti fa i sanitari del SUEM per constatare il decesso di Ramesh. Tra l'altro qui per tutta la mattina ci sono stati dei connazionali pronti a piangerlo perché era da solo in Italia. Ma allora nel servizio della collega Valentina Visentin vediamo che cosa è accaduto qui ieri pomeriggio. Il corpo di Bogdan Stefan Cristoiu era a 4 metri di profondità, poco lontano a monte del punto in cui i testimoni lo hanno visto inabissarsi, inghiottito dalle acque vorticose del Brenta. I vigili del fuoco l'hanno ritrovato a tarda notte, verso le 23, dopo ore di ricerche. Il trentenne romeno, residente a Villanova di Campo San Piero, ieri pomeriggio non ha esitato a tuffarsi nelle acque del fiume quando ha visto un giovane in difficoltà che annaspava in acqua. La tragedia nella spiaggetta ai piedi del Ponte della Vittoria che collega Campo San Martino a Piazzola sul Brenta. Ieri affollata di persone che cercavano un po' di tregua dal caldo. L'allarme a metà pomeriggio, un 23enne dello Sri Lanka, Ramesh Ganegedara, era entrato in acqua per cercare un po' di refrigerio, ma in quel punto la corrente è forte. Il giovane è in difficoltà e Bogdan Stefan Cristoiu lo vede, senza esitare prova a salvare lo sconosciuto, un gesto eroico che però gli è costato la vita. In pochi minuti, dopo qualche bracciata a nuoto, anche lui scompare nelle acque gelide del Brenta. 30 anni, campione di braccio di ferro, un fisico massiccio che però non ha retto alla forza della corrente. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati con un gruppo di sommozzatori e la squadra fluviale da Padova. Si alza in volo anche l'elicottero da Bologna. Arrivano anche il SUEM 118 e i carabinieri, ma le speranze di trovare in vita i 2 ragazzi si infrangono con il passare delle ore, fino a quando per primo non viene visto e recuperato in un punto di risacca Bogdan.
Allora, dalle immagini del collega potete vedere come siano arrivate il personale dell'impresa funebre che poi porterà all'obitorio il corpo di Ramesh. Era arrivato da soli 2 mesi in Italia, qui ci sono le persone della sua comunità che si occuperanno anche poi probabilmente di farlo ritornare in patria dalla famiglia e da una sorellina piccola. Ma torniamo a parlare del Brenta. Qui c'è un divieto di balneabilità lungo tutte le spiaggette che ci sono lungo l'asta. Anche il Genio Civile, avete fatto vari incontri come comune, anche come regione siete intervenuti. Questo messaggio deve passare forte. Qui il bagno non si può fare. Non si può fare, c'è un cartello enorme all'ingresso della spiaggetta col divieto di balneabilità, non solo, ma qualche anno fa erano stati messi anche dei cartelli con i segnali proprio di morte e verranno rimessi, però io credo che arrivati a questo punto, dopo l'ennesima tragedia in questa spiaggia, occorre porre un divieto di accesso assoluto alla spiaggia, perché l'anno scorso, quando è successa la tragedia del giovane tunisino, anche lui era un esperto nuotatore, fra l'altro, che ha annegato in quello stesso punto. L'anno scorso si erano trovati tutti gli enti preposti e non c'era più alcuna persona poi per il proseguo della stagione che era venuta qua nella spiaggetta. Quest'anno sono ripresi piano piano, specialmente comunità di cittadini stranieri che evidentemente non conoscono bene la pericolosità del Brenta in questo luogo e anche in altri luoghi, e poi col passaparola, con le macchine, la spiaggia è molto visibile dal ponte, quindi col passaparola si fermano sempre più persone durante il giorno e questo poi rende pericolosa di fatto la spiaggia, perché arrivano coi bambini, coi palloni, coi materassini e si trova sempre il modo di entrare magari in acqua, recuperare qualcosa, eccetera. Questo è pericoloso, significa morte. Ecco, l'ha detto bene il consigliere Luciano Sandonà, che ringraziamo. Quando siamo arrivati qui con il collega Cristian Roque Allende, che ringrazio già per la collaborazione tecnica, abbiamo incrociato anche 2 amici di Stefan, il giovane eroe che davvero non ha esitato un secondo a lanciarsi in acqua per tentare di salvare la vita a Ramesh. Vi lasciamo all'intervista che abbiamo raccolto, ovviamente tutti gli aggiornamenti poi nelle edizioni di stasera. Lui era qui con un amico, ovviamente il suo amico, quando ha visto che lui è sparito, mi ha fatto chiamare e in 10 minuti eravamo qui, abbiamo aspettato fino alla fine. In mano ha una foto dei fiori? Sì, vogliamo metterci, così vede la gente, un campione. Era campione di box? No, era campione di braccio di ferro. Però era un campione su tutti i modi. Stefano sapeva nuotare? Sapeva benissimo nuotare, infatti nel momento in cui il primo ragazzo stava per affogare, sono buttati 2 o 3 ragazzi, ma lui, essendo molto forte, è riuscito ad arrivare primo, forse anche per la sua sfortuna. Adesso viene descritto come un eroe. Per me è un eroe, è stato sempre un ragazzo che non si tirava indietro a aiutare qualsiasi persona, anche se non lo conosceva. Era la persona che dava di tutto per tutti, purtroppo. Era arrivato in Italia da molto Stefano? Stefano si abitava e viveva in Italia da quando aveva 4 anni. Lui viveva a Villanova di Campo San Piero adesso? Sì, aveva la residenza a Villanova di Campo San Piero, era anche felicissimo perché è riuscito a mettersi. Un grande sogno di comprarsi la casa. Si era comprato una casa? Sì, perché ha fatto tanti sforzi e alla fine è riuscito, era così contento. In che settore lavorava? Corriere. Aveva una compagna? No, era da solo. Infatti ieri sera lo aspettavo alla cena, che doveva venire a cenare da noi. Alle 5 un minuto gli ho scritto: cosa fai, non vieni? E lui mi fa: sto ancora un pochino fino alle 7, alle 7 sono da te. E non è arrivato. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa: Lilia, guarda, io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi, perché io non ci sarò più. Perché io l'ho chiesto: come non ci sarai più? Mi fa: non avrò più libero. E mi
dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Era come il mio figlio più grande. Drammatica testimonianza raccolta da Chiara Gaiani. Bisogna sempre mettere in allerta i ragazzi, soprattutto stranieri, che si lanciano in questi corsi d'acqua. Sono pericolosissimi, soprattutto ai fiumi ci sono mulinelli, gorghi violentissimi che ti risucchiano e ti mandano sotto in profondità. È quello che è successo a un uomo della forza, dell'eroe che si è lanciato e che ha perso la vita. Prima di andare a Spresiano da Christian Arboit per un gravissimo incidente stradale, vediamo una notizia appena pubblicata dal Gazzettino. Adelio Antoniazzi, malore per il caldo mentre al volante della sua auto. Il ristoratore esce di strada e muore a 62 anni. È successo a Monastier. Andiamo in diretta subito a Spresiano perché in un sottopasso c'è stato uno scontro tra un'auto e un ciclista e il ciclista è deceduto. Sentiamo subito Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Sì, buongiorno direttore, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo proprio nel sottopasso dove questa mattina si è registrata l'ennesima tragedia sulle strade della Marca trevigiana. L'uomo, la vittima, stava percorrendo in sella alla sua bici elettrica questa strada. Siamo in via Busco, questo è il sottopasso della Pontebana, quando si è scontrato con un furgoncino bianco, uno spedizioniere che stava invece scendendo da questa rampa e che con ogni probabilità voleva immettersi a destra, quindi lo ha di fatto colpito con la parte anteriore, con la parte anteriore sinistra del mezzo. Per l'81enne Beppino Mussato, 81 anni appunto di Spresiano, non c'è stato nulla da fare, inutili tentativi di rianimazione da parte del SUEM 118. Sul posto anche la polizia locale di Spresiano per tutti i rilievi del caso. L'uomo era dotato anche di caschetto, quindi stava procedendo a quanto pare anche a sostenuta velocità. Siamo al termine di una discesa, come sta inquadrando la nostra Nicoletta, e appunto era in sella anche a una bici elettrica. Il colpo è stato così potente che ha perso, vedete, le pesche che aveva acquistato poco prima in un'azienda agricola della zona. Lo descrivono tutti Beppino come un uomo molto sportivo. Questa mattina abbiamo parlato anche con alcuni vicini di casa, sotto shock. La moglie è stata avvisata circa 30-40 minuti fa. Ecco, vedi questo tir rosso, questa era la traiettoria di fatto che ha imboccato questa mattina il furgone che poi ha travolto il signor Beppino qui in via Busco. Beppino era molto conosciuto, abbiamo parlato con il vice sindaco di Spresiano Roberto Fava, era un uomo attivo, molto attento, segnalava sempre quello che non funzionava, però appunto questa mattina ha trovato la morte in questa zona particolarmente trafficata di Spresiano, a ridosso della Pontebana. Come vi dicevo, l'ennesima vittima sulle strade della Marca trevigiana. Per il momento da via Busco è tutto. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Come vi dicevo, c'è stato un altro grave incidente ad Ormelle, vi daremo conto anche di questo fatto molto grave. Un disabile, un ragazzo Down accompagnato dalla badante, è stato travolto da un'auto pirata, la badante è stata sfiorata e quindi è salva, ed è caccia ovviamente all'automobilista che ha provocato la morte del disabile. Altra gravissima vicenda questa mattina a Montebello Vicentino, davanti a uno stabilimento. Un giovane di origine straniera stava per entrare nell'azienda, è stato aggredito da uno sconosciuto a colpi di macete in condizioni gravissime.
Violenta aggressione stamani a Montebello Vicentino. Secondo i primi riscontri, un giovane di origini straniere sarebbe stato aggredito con un'arma da taglio, verosimilmente un macete, nei pressi della zona industriale. Da quanto si apprende, l'episodio, le cui indagini sono in corso da parte dei carabinieri, sarebbe venuto poco prima delle 7 davanti ad un'azienda. Il giovane avrebbe riportato ferite importanti, ricoverato in rianimazione all'ospedale San Bortolo. Il presunto responsabile dell'aggressione sarebbe stato rintracciato e condotto nella caserma dell'Arma per essere interrogato. Ovviamente vi daremo altri particolari di questa aggressione veramente terribile, perché un ragazzo colpito a colpi di macete mentre sta per entrare in azienda, vedremo per quali sono state qual è stato il movente del killer. Intanto attimi di paura, poco dopo le 19 a Treviso, nella farmacia del centro commerciale Giorgione a Castelfranco, di Castelfranco, non di Treviso, un uomo è entrato e ha rapinato l'incasso della giornata. È entrato fingendosi un cliente poco prima dell'orario di chiusura, una mano nascosta da un sacchetto dal quale si intravedeva una sagoma che poteva essere una pistola, e minacciando i presenti si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Attimi di paura alla farmacia alla Fonte della Salute nel centro commerciale Giorgione di via Valsugana a Castelfranco. Nell'esercizio c'erano 2 farmaciste e l'addetto alla cosmesi. Il dottor Alberto Ferrante, titolare, era già a casa e verso le 19:10 ha ricevuto la chiamata delle colleghe. Mi ha telefonato una mia collaboratrice che avevano subito una rapina. Per fortuna non ci sono state nessuna conseguenza se non della paura e del disagio e malessere, però insomma non c'è stata nessuna conseguenza, a parte diciamo che hanno preso tutto l'incasso, se lo sono fatti consegnare dall'addetto alla cosmetica. L'uomo indossava un cappello ma era a volto scoperto e non si è curato di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia, che ora potrebbero fornire ai carabinieri che indagano sulla rapina elementi utili all'identificazione dell'uomo, che diceva di essere armato. In realtà diciamo simulava di essere armato, dopo non si sa se dentro quel sacchetto che lui teneva in mano, con dentro la mano, ci fosse qualcosa, non ci fosse niente, ci fosse una pistola, così, però alla fine sì, io ho sempre detto loro che devono essere, consegnare, fare tutto, insomma, non mettersi in pericolo, non fare gesti inconsulti. Arraffati i soldi, il bandito è scappato dileguandosi nelle vie adiacenti al centro commerciale. Il bottino, ancora in corso di precisa quantificazione, dovrebbe aggirarsi sui 3.000 euro. Negli ultimi mesi nella Marca sono state messe a segno diverse rapine ai danni di farmacie con le stesse modalità. In aprile, a distanza di una settimana, erano state prese di mira la farmacia Monti di Borgo Treviso a Castelfranco e la farmacia Burlini di Paese. Panico ieri sera a Malamocco, al Lido di Venezia, perché dei fuochi d'artificio sono impazziti, sono caduti tra la folla provocando diversi feriti. Vediamo queste immagini live. Avete visto, no? Proprio i botti che sono caduti tra la folla, c'erano anche dei bambini, ci sarebbero diversi feriti. Sentiamo subito in diretta il nostro collega Lorenzo Maier. Allora Lorenzo, cosa è successo? Buongiorno direttore a te e ai nostri telespettatori. Ieri sera verso le 23:30 circa era in corso lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio per la festa di Madonna di Marina, che è arrivata alla 223esima edizione, che è molto sentita. Come di consueto si conclude con i fuochi d'artificio. Purtroppo ieri qualcosa è evidentemente andato storto, quasi al termine dello spettacolo pirotecnico, che doveva durare circa una ventina di minuti, 2 o 3 razzi, anziché
sollevarsi verso il cielo, sono stati sparati verso la riva, dove c'erano parecchie persone che stavano assistendo appunto allo spettacolo. Ci sono state ovviamente scene di panico, tutti sono scappati e ci sono purtroppo 2 feriti, un bambino di circa 10 anni che è quello più grave, anche se lo diciamo subito non è in pericolo di vita, è ricoverato all'ospedale di Venezia in pediatria per delle ustioni alle gambe. C'è poi un secondo ferito che si è fratturato un polso, probabilmente cadendo mentre la gente stava cercando di scappare, è stato travolto dalla folla. Quindi un problema che ovviamente ha rovinato la festa, ha rovinato una serata che doveva essere tranquilla e di allegria. C'erano alcune migliaia di persone, alla fine un episodio ovviamente molto grave, però il bilancio avrebbe potuto anche essere molto più grave. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, abbiamo sentito anche la ditta che si è incaricata di curare lo spettacolo pirotecnico, pare che avesse ovviamente tutte le autorizzazioni, anche che le distanze di sicurezza fossero rispettate. Ricordiamo che bisogna sparare questi fuochi a circa almeno 250 metri di distanza dalla riva, e così è stato. Sembrerebbe che ci possa essere stato un guasto nell'artificio, che ovviamente è sparato da terra attraverso un computer. Comunque qualcosa è andato ovviamente storto, davvero un brutto episodio che avrebbe potuto avere anche conseguenze molto più gravi. Ora siamo in attesa di sapere soprattutto le condizioni del bambino, per il quale potrebbe essere necessario anche un consulto al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. Ovviamente è sotto shock, pensiamo bene, con delle ustioni purtroppo alle gambe per un bambino così piccolo, ma le sue condizioni generali sono comunque sotto controllo e non è in pericolo di vita. Grazie molte, grazie a Lorenzo Maier per averci aggiornato su questo fatto con diversi feriti, fuochi d'artificio che sono impazziti tra la folla a Malamocco ieri sera durante una sagra. Adesso restiamo nel veneziano, andiamo a Mestre perché per oggi è attesa la sentenza al processo per la mala del Tronchetto. Ci racconta tutto in diretta Filippo Foes. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vediamo subito un aggiornamento riguardo la sentenza, perché pare che si slitterà a domani. È un processo molto grosso, naturalmente ci sono 52 imputati per i quali complessivamente sono stati chiesti 500 anni di carcere. Che cos'è la mala del Tronchetto? La mala del Tronchetto, secondo l'impianto accusatorio, è un'associazione criminale che tendeva a gestire, ad avere il monopolio turistico a Venezia per quello che riguarda l'isola del Tronchetto, ed era un'attività accompagnata anche da estorsioni, rapine, droga e armi. C'è un elemento basilare in questo processo, vale a dire il riconoscimento dell'associazione di stampo mafioso, che naturalmente sarebbe una forte aggravante, ed è anche su questo che si giocano, oltre alle 52 posizioni dei 52 imputati, quelle che saranno poi alla fine le condanne. Al centro di questa associazione criminale i due imputati di primo piano sono Gilberto Boato e Paolo Pattarello, che sono entrambi tra i 75 e gli 80 anni, facevano parte della Mala del Brenta con Felice Maniero nel gruppo dei cosiddetti mestrini. Per loro sono stati chiesti 27 anni di carcere. Su di loro il terzo imputato, diciamo eccellente, e qua entriamo veramente nel merito di quello che potrebbe capitare qui, è Loris Trabuio, il quale è considerato il delfino dei due boss. Perché è un fatto importante? Perché Trabuio ha chiesto il rito abbreviato, e il rito abbreviato è andato a sentenza l'11 di giugno. La Corte d'Appello ha ribaltato quella che era stata la sentenza in primo grado, riconoscendo l'associazione di stampo mafioso e condannando Trabuio a 20 anni di reclusione, quindi quasi raddoppiando quella che era stata la sentenza in primo grado, che si fermava
fermava a 12. Come detto, è un processo molto complesso, sono 52 imputati, per cui si devono vagliare tutte le singole posizioni e poi con lo sguardo d'insieme se si trattava di associazione mafiosa o meno, che sarà un fattore determinante poi per la sentenza che, come detto, probabilmente slitterà a domani. Grazie a Filippo Fois, con Sandro Ponchio da Mestre, credo che fosse Sandro Ponchio se non ho capito male. Intanto vediamo un titolo del Gazzettino: una ragazza di 22 anni sbalzata dalla giostra, top spin alla sagra di Borgo Valsugana, è in fin di vita, ferita una bambina di 9 anni e un'altra giovane, è una notizia che arriva da Trento. Il giallo di Alex Marangon, la morte di questo ragazzo che ha partecipato a un rito sciamanico, è stato poi trovato cadavere lungo il greto del Piave. L'avvocato della famiglia Stefano Tigani invita i curanderi a contribuire ad arrivare ad una verità. Questi due curanderi che si erano resi irreperibili subito dopo la tragedia. I due sciamani colombiani Johnny Benavides e Sebastián Castillo sono in un luogo sicuro, aveva detto il loro avvocato spagnolo Oscar Palet Santandreu. Ma sicuro da cosa esattamente? Chiede con forza il legale della famiglia Marangon, Stefano Tigani. Io poi dico una cosa molto semplice: se anche fosse stato commesso un delitto, invece che fosse accaduto un incidente come sostengono loro, qual è il problema? Basta non esserne responsabili. Io credo che la prima cosa sia aiutare investigatori a sciogliere l'enigma, certamente nascondendosi non mi pare che si vada proprio in quella direzione. I due colombiani si sono allontanati subito dopo la scomparsa di Alex, senza nemmeno attendere l'esito delle ricerche e il ritrovamento del 25enne a Ciano del Montello in un isolotto sul Piave. Ma chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza durante questo rito? Chi avrebbe dovuto vigilare? Stiamo parlando in questo momento di un omicidio volontario. Potrebbe trattarsi appunto di un omicidio come morte come conseguenza di altro delitto, potrebbe anche trattarsi di un omicidio colposo, cioè voglio dire il ragazzo morto diciamo per una caduta, ma io non ci credo a questa cosa, ma se anche fosse, ma qualcuno non ha vigilato, quindi qualche responsabile potrebbe esserci anche a diverso titolo. L'avvocato Tigani chiede ai curanderi di uscire allo scoperto e dire ciò che sanno. Poi aggiunge: dicono di un tonfo e un grido secco, aggiunge. Allora rispondono a questa semplice domanda: se con il tonfo Alex si è rotto il torace, soprattutto la testa, come ha fatto a gridare? E poi, se anziché precipitare sulle pietre lambendo i rami, fosse finito in acqua con la testa rivolta verso il fondo, a maggior ragione come hanno potuto sentirlo gridare? E poi ancora sulle affermazioni dell'avvocato spagnolo. Nell'intervista che il collega ha rilasciato vi fa presente che non vorrebbe che questo caso fosse un precedente per criminalizzare la cultura precolombiana, dove l'ayahuasca è una sostanza tipicamente praticata. Io vorrei dire al collega che l'ayahuasca è una sostanza vietata. Illegale, questo è sicuro, ma bisognerebbe porsi altre domande. Qui bisogna capire anche chi la importa, chi la detiene, chi la spaccia, perché questo è il concetto. Quindi voglio dire, questa è un'indagine che è la punta dell'iceberg. Dopo i sopralluoghi in abbazia le indagini continuano. Adesso certo ci sono gli esami tossicologici da valutare, sicuramente qualche persona in più da sentire, qualcuno la indicheremo sicuramente anche noi. L'avvocato Tigani termina. Noi non abbiamo bisogno di arrivare a una sentenza in corte d'assise per omicidio volontario a tutti i costi. Si arriva a sentenza per omicidio volontario se c'è l'omicidio volontario. Se ci sono altri reati o ci sono altre circostanze che hanno determinato l'evento lettifero, e noi le accetteremo, ripeto, però ci aspettiamo degli elementi solidi. Servizio di Daniela Sizzia, oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca, sono fondamentali le dichiarazioni, la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, tant'è vero che sono stati i cittadini a segnalare gli atti vandalici di una baby gang che è stata subito fermata dalla polizia locale comandata dal comandante Andrea Gallo. Vediamo.
Sono stati i cittadini a chiamare la centrale operativa della Polizia Locale di Treviso. Una baby gang composta da una decina di ragazzini continuava a creare problemi e disagi. Il blitz è scattato dopo aver raccolto le segnalazioni dei residenti e aver verificato quanto stava accadendo nei giardinetti di Via Francia e nel parco urbano di San Paolo. I giovanissimi sono stati fermati proprio mentre stavano danneggiando alcune attrezzature. I piccoli vandali rischiano la denuncia e sono a rischio di una sanzione amministrativa. Fondamentale sono state le informazioni dei cittadini agli agenti. Questa è una grande sinergia tra comando e residenti, per cui il comando dà seguito a tutte quelle segnalazioni che pervengono e per dare riscontro anche a quelle che sono le criticità segnalate dagli stessi residenti, che invitiamo a segnalare qualsiasi tipo di situazione da approfondire al comando di polizia locale tramite la centrale operativa. Si tratta di un intervento che rientra nell'operazione ad alto impatto che ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Si chiamano azioni ad alto impatto proprio per il numero di personale utilizzato e il tipo di equipaggiamenti. Con l'approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto Sicurezza Treviso 2024 hanno preso avvio in questi giorni, soprattutto durante le sere, i vari servizi per garantire la sicurezza urbana su tutto il territorio comunale, in modo particolare nei quartieri e ovunque i cittadini abbiano segnalato situazioni da approfondire e da verificare. È importante, spiega il comandante Andrea Gallo, far pesare la nostra presenza muovendo un discreto numero di mezzi agenti. Nell'ultimo caso sono stati 10 gli agenti impegnati sul campo. Noi continueremo a prendere tutte le segnalazioni dei cittadini e faremo operazioni di questo tipo almeno una volta alla settimana, se non di più, se dovesse essere necessario. Salgono a 4 i morti annegati in 24 ore perché oltre ai 3 di cui vi abbiamo parlato annegati nel Brenta c'è un uomo che è scomparso, si era tuffato nelle acque del Garda e in piena notte era scomparso, è stato trovato morto. Si tratta di un 40enne, la tragedia a Torri del Benaco, non si conosce la dinamica, il motivo per cui l'uomo si sia immerso nel lago a tarda ora. E la notizia di un detenuto suicida in cella a Venezia, De Fazio dell'Uilpa dice da inizio anno sono 56 i suicidi, una mattanza senza freni. Ed è anche senza freni sono senza freni le truffe ai danni degli anziani. L'Arma dei Carabinieri ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto alla terza età, ha arruolato come testimonial il cosiddetto nonno d'Italia, Lino Banfi. Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Truffe agli anziani, l'Arma dei Carabinieri arruola il nonno d'Italia, Lino Banfi, per la campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo reato in forte aumento negli ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un incremento notevole di queste truffe. Dal 2019 al 2023 si stima un aumento del circa il 20%. Dal finto appartenente alle forze dell'ordine al falso tecnico del gas o dell'acqua, al sedicente avvocato che interviene chiedendo soldi dicendo che il figlio del malcapitato è rimasto coinvolto in un incidente, sono moltissimi gli espedienti messi in atto da questi malfattori per mettere a segno la truffa, un reato particolarmente odioso perché è rivolto alle persone più fragili o indifese e che può avere gravi conseguenze, oltre che patrimoniali, anche psicologiche sulle vittime, di cui il rinnovato impegno dei carabinieri nella prevenzione. Accanto all'attività di contrasto che viene posta in essere quotidianamente dalle nostre stazioni, cerchiamo di accompagnare un'azione preventiva, un'azione dove poter veramente dare dei consigli, raggiungere il maggior numero di persone, di anziani, per poter dare appunto dei suggerimenti per contrastare questo fenomeno davvero odioso. Il messaggio della campagna antitruffe verrà diffuso dall'Arma il più possibile nella Marca, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni che accanto ai carabinieri sensibilizzeranno gli anziani a prestare attenzione. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, Aprite bene gli occhi ed è l'utilissimo consiglio di Lino Banfi, però purtroppo molti continuano a cadere nella rete dei truffatori.
Un'anziana di Este ha subito una truffa, le sono stati sottratti 9.000 euro, è la truffa del finto incidente. Per l'appunto è stato arrestato dai carabinieri un 25enne napoletano, è successo ad Este. Suo figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente. Sono un avvocato, mando un mio collaboratore, gli consegni tutti i soldi che ha a casa. È una telefonata facsimile a quella ricevuta sul telefono fisso da una donna di 61 anni di Este che, ignara e temendo per le sorti del suo ragazzo, non ha esitato a consegnare a un giovane napoletano 8.900 euro tra contanti e preziosi. Una truffa che i carabinieri conoscono bene e purtroppo conoscono bene anche i malviventi, bande con diversi basisti che mappano il territorio prima di iniziare a consumarle. Non era la prima accaduta a Este. Pochi giorni prima della donna di 61 anni, la vittima era stata un 88enne. Per questo i carabinieri, quelli veri, erano sulle tracce dell'auto del truffatore, una Renault Capture, e si sono messi a inseguirlo appena uscito dalla casa della nuova vittima. Il giovane è stato intercettato a Monselice e pedinato fino alla vicina provincia di Venezia, dove è stato fermato e arrestato in flagranza. Accompagnato in carcere a Rovigo, il 25enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutto il denaro e i gioielli sottratti alla 51enne sono stati recuperati e restituiti. È il quarto arresto dei carabinieri di Padova ad inizio 2024. Ai noi 41 le truffe consumate ai danni di persone anziane o fragili in questi mesi. Servizio di Chiara Gaiani, adesso andiamo in diretta a Breganze da Mirko Cavallin perché è stata inaugurata alla presenza del presidente Zaia la nuova cassa di laminazione sul torrente Riale. A te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati. Nonostante il caldo, ho un fastidioso ritorno, ecco che adesso provo a togliere. Allora, io vado avanti, saluto i miei ospiti, il sindaco di Colceresa, Enrico Costa, siamo al confine con il comune di Breganze e il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza. Alle mie spalle questo bacino di laminazione capace di 40.000 metri cubi di acqua, è già entrato in funzione negli ultimi anni per 5 volte, dopo che la vicina rotonda della superstrada pedemontana veneta è andata sott'acqua pochi anni fa, prima che questo tratto venisse inaugurato. Allora, Presidente, 1,5 milioni di lavori, ma non solo 1,5 milioni in realtà. No, sono di più perché sono stati anche messi sul tappeto altri 500.000 euro per sistemare il canale Riale, anzi tutti e due i lami del canale Riale che portano l'acqua proprio sulla cassa di espansione qui. Questa è una zona dove comunque c'è appunto acqua, c'è il Riale di qua, c'è un altro ramo dall'altra parte, è una zona ricca d'acqua. È una zona ricca d'acqua quando piove purtroppo e quando piove qui succedono i danni perché i canali sono quelli che sono, non sono stati allargati in questi anni, si è pensato solo a costruire senza creare nuove vie d'acqua e quindi quando c'è una pioggia intensa qui purtroppo ci sono delle tracinazioni e si mette a rischio veramente il territorio. È appunto il territorio rappresentato qui dal sindaco di Colceresa Enrico Costa, ricordiamo siamo al confine con Breganze, per i vostri due comuni insomma una boccata d'ossigeno. Assolutamente, qui quest'opera era necessaria, vista insomma la calata sul territorio della superstrada pedemontana veneta che vediamo qui davanti a me, ma in ogni caso permette una gestione migliore del flusso del torrente Riale che vediamo qui. Non dimentichiamo che qui vicino abbiamo il torrente Laverda, che è un torrente di grossa portata che scorre qui vicino. È un territorio che ha le sue fragilità, quindi serve investire, come comune lo stiamo facendo. Ringrazio il consorzio di bonifica perché c'è sempre quando c'è da risolvere un problema e spero che insomma ci sia la possibilità di fare anche altre opere che possono prevenire insomma il dissesto idrogeologico del territorio. Altre opere, Presidente, ne sono state fatte da Padova fino ad arrivare in Pedemontana? Sì, ce ne sono state fatte moltissime, abbiamo il grosso difetto di fare le opere però senza fare tanta pubblicità, per cui difficilmente gli utenti capiscono la mole di lavoro che è stata fatta a valle.
Parlo delle casse di espansione che sono state fatte a Romano Isolino, quelle che sono state fatte a Rossano Veneto, a Mussolente, tutti i canali scolmatori stiamo prendendo per mano uno per uno, e quindi è un'opera intensa anche con la collaborazione della Regione Veneto che ci supporta abbastanza in questo senso, e quindi stiamo percorrendo un percorso che ci permette di mettere in sicurezza il territorio. Un territorio, sindaco, che insomma è tra frane collinari e allagamenti qui in pianura. Sì, abbiamo un territorio che dico sempre bellissimo ma anche molto fragile. Sulla parte collinare dobbiamo investire in una serie di interventi di prevenzione al dissesto idrogeologico, quindi movimenti franosi, e quindi lì serve una manutenzione continua. In campagna invece abbiamo necessità di fare continuamente manutenzione sulla rete secondaria di torrenti e scoli importanti per il deflusso delle acque appunto in questa zona. Ogni volta che c'è un fenomeno piovoso importante sappiamo quali sono le zone delicate e appunto assieme al consorzio di bonifica andiamo ad operare. Protezione Civile, che li ringrazio tra l'altro perché sono sempre presenti, anche il nostro gruppo di Protezione Civile, però è sempre meglio prevenire che curare, dico sempre. L'ultima domanda la riservo al Presidente: pioggia da laminare ma pioggia anche da conservare possibilmente per i periodi di siccità. Purtroppo negli ultimi anni poco è stato fatto sotto l'aspetto di trattenere l'acqua quando è in eccesso. Abbiamo visto che i cambiamenti climatici impongono un cambio di passo che va proprio nel far sì di creare nuovi bacini per trattenerla quando piove tanto e averla a disposizione invece quando non ce n'è, come abbiamo visto nel 2022. Ma tutti ricordano il 2022 senza ricordarsi che i primi mesi del 2023 erano molto peggio del 2022, eppure non se ne parla. Qualcuno si è dimenticato anche di cosa è successo nel 2015, 16, 17. Questo è un segno tangibile del cambiamento climatico e siamo in una zona in cui l'agricoltura è ancora sviluppata, ci sono culture privilegiate che hanno un determinato valore, e se vogliamo che i nostri agricoltori, che il nostro paesaggio continui a essere mantenuto come è mantenuto adesso, bisogna pensare anche di mettere a disposizione agli agricoltori la risorsa acqua che è indispensabile per le culture pregiate e per i prodotti caratteristici del nostro territorio. Io vi ringrazio per la pazienza nonostante le temperature quasi torride, ma insomma oggi c'è anche un po' di ventilazione, quindi diciamo che si respira. Direttore, da Breganze e Colcerese è tutto, a te la linea. Grazie molte, grazie ai nostri colleghi, a Mirko Cavallin e Alessandro Costacurta, perché lavorano sempre in questi giorni in condizioni difficili, fa un caldo torrido, gli inviati aspettano molto tempo sotto il sole in attesa del collegamento. Vediamo un titolo del Corriere delle Alpi, perché è giusto contenere le acque, ma in questo caso si vogliono contenere i motociclisti. Vedete il titolo: Alba Dolomitica sul Giau, l'assedio dei motociclisti e la rabbia del sindaco. Fermiamoli, dice il sindaco, con gli autovelox. De Pellegrin attacca il ministro Salvini e chiede norme per l'omologazione degli strumenti di controllo della velocità. Usiamo quelli elettronici. Qui non credo che sia in discussione la presenza dei motociclisti quanto la velocità su queste strade. Questo è diciamo il punto toccato dal primo cittadino. Parlavamo prima del caldo torrido di questi giorni, sarà una settimana difficile, anziani e bambini sono a rischio per queste temperature, moltissime le chiamate al SUEM 118 per avere consigli, e il comune di Treviso ha avviato il progetto Estate in Restera. Sentiamo. Altra giornata di caldo torrido. Treviso per il quarto giorno consecutivo è la città più calda del Veneto con 33,7 gradi, bolle anche la Pedemontana con 32,7 e Valdobbiadene che raggiunge i 31 gradi. Giorni bollenti che stanno creando problemi soprattutto ad anziani e bambini. Molte le chiamate al SUEM 118, in linea però con l'anno scorso nello stesso periodo e con le medesime condizioni climatiche. In questi giorni siamo su una media di 8-9 telefonate al giorno, ecco, e sono effettivamente tutte legate nella maggior parte a persone anziane, a persone fragili, magari qualcuno che a casa non ha la possibilità di avere l'aria condizionata e quindi insomma si trovano in condizioni di difficoltà.
Grazie anche alle campagne di sensibilizzazione di Regione e Comune non si è registrato un gran numero di malori legati al caldo. I consigli, oltre a quello di bere, è di non uscire nelle ore più calde. È importante anche capire bene quando si sceglie di muoversi, di spostarsi, perché per esempio nelle chiamate di cui le facevo menzione prima, fatalità sono legati a malori non gravi, sono codici 1, codici 2 al massimo, ma di persone che stavano facendo delle attività all'aperto. Qualcuno tagliava l'erba, altri curavano l'orto, ma in orari davvero proibitivi per il caldo. Intanto il comune ha attivato il progetto per il 3° anno Estate in Restera. In realtà mettiamo insieme 2 centri ricreativi che sono aperti tutto l'anno e sono il Pro Senectute e il Centro Anziani La Restera, e teniamo aperto dal 1° al 30 agosto, 1 luglio, 30 agosto, creando solo una piccola cesura nella settimana di Ferragosto. Quest'anno abbiamo deciso, proprio su suggerimento degli anziani, di rimodulare l'apertura. Fino all'anno scorso facevamo tutti i pomeriggi, ma questa cosa si rivelava impegnativa per gli anziani e quindi ci hanno chiesto di poter avere dei pomeriggi di riposo a casa, dei pomeriggi invece da passare insieme. Per 3 pomeriggi vengono organizzate iniziative e attività nel centro anziani della Restera. E vediamo adesso l'azione di alcuni sindaci per la disinfestazione da pappataci, servizio da Teolo. In 10 giorni il secondo caso di Toscana virus, 9 se si contano anche quelli registrati dal 2022, tutti nell'area dei Colli Ugani. Un virus provocato dalla puntura dei pappataci che può dare in casi rari forme neurologiche più gravi che portano al ricovero, come gli ultimi 2 episodi, entrambe donne over 60 ricoverate all'ospedale di Schiavonia e ora fortunatamente in fase di miglioramento. I sindaci dei comuni dei Colli, l'area dove è più massiccia la presenza dei pappataci che prediligono un ambiente umido, hanno attivato la pulizia di pozzetti e caditoie, anche se per i pappataci le disinfestazioni sono molto più difficili. Non c'è un'azione proprio mirata per la possibilità di eliminare questi pappataci, perché tra l'altro si trovano in zone proprio ben definite e anche a volte si tratta che si trovino proprio in zone dove c'è proprio un'abitazione, per cui non è che noi possiamo fare dei trattamenti specifici per questo problema. Noi continuiamo i nostri trattamenti che facciamo ogni anno con la misurazione comunque delle larve sui nostri pozzetti, che purtroppo a causa anche del clima molto umido del periodo, a causa anche delle piogge che sono state fino a poco tempo fa, dobbiamo tenere sotto controllo e aumentiamo comunque, questo sì, il controllo sulle caditoie, sui pozzetti, sui vari punti che l'azienda specializzata incaricata dal comune sta monitorando in tutto il nostro territorio. Vediamo se ci sono, anzi ci sono delle novità per quanto riguarda la Valdastico Nord. Sentiamo. Valdastico Nord, buone notizie, pare che qualcosa si stia muovendo dopo decenni di stasi, ora che la provincia autonoma di Trento ha dato il via libera alla variante al piano urbanistico provinciale che andrebbe a permettere la realizzazione del tanto agognato collegamento tra A31 e autostrada del Brennero. Un sì particolarmente atteso dal Veneto, perché diventerebbe, soprattutto ora, dopo l'ultimazione dell'SPV, fondamentale anche per lo snellimento del traffico nella già intasata SS47 Valsugana, corridoio sud-nord. Con il nuovo tratto, provenendo dalla nostra regione, si andrebbe a uscire direttamente a Rovereto Sud. E ora, in vista di prossime scadenze di concessioni, potrebbe essere che le cose si muovano questa volta davvero. I prossimi passi prevedranno il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e la Commissione del Consiglio Provinciale lavorerà fino al 20 agosto. Si potrà quindi far programmare il disegno di legge tra il 10 e il 12 settembre per concludere l'iter entro metà settembre. Il tutto sarà quindi valutato dal concessionario, che ha titolo d'azione fino al 2026, termine fissato per il completamento dell'autostrada con l'innesto a Trento. Nei giorni scorsi il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, aveva espresso soddisfazione per come si starebbero muovendo le cose. Aspettiamo dunque che passi l'estate. Il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fragonese, ha deciso di dimagrire e ha incominciato a fare lunghe passeggiate nelle splendide località
dei colli dell'UNESCO, del Prosecco, e ha iniziato da solo, poi si è aggregato qualcuno, insomma è diventato ormai un appuntamento settimanale quello del primo cittadino con gli abitanti di Valdobbiadene che lo raggiungono in piazza, dopodiché iniziano a fare queste lunghe camminate sui sentieri nei luoghi più belli della zona. Vedete che sono davvero tanti, all'inizio erano pochi intimi, dopodiché si è sparsa la voce, c'erano probabilmente altre persone che volevano perdere peso, ma soprattutto l'idea di passare del tempo durante il weekend oppure quando il sindaco dà l'appuntamento percorrendo dei sentieri splendidi in una zona meravigliosa del nostro Veneto. Ormai è diventata quasi una moda, continuano ad aumentare gli iscritti a queste passeggiate e quindi il sindaco fragonese ormai è tenuto a rispettare tutti questi appuntamenti e sicuramente perderà diversi chili, almeno glielo auguriamo. A Venezia intanto è stato l'ultimo fine settimana del contributo d'accesso, terminato questo primo anno di sperimentazione, il provvedimento tornerà nel 2025, pensate che ha fruttato più di 2,5 milioni, ma recentemente l'assessore Venturini aveva detto forse bisogna passare dai 5 euro ai 10 euro, visto che la cosa è andata molto bene. Comitati e associazioni contrarie al ticket hanno invece manifestato davanti alla stazione. A Venezia è l'ultimo fine settimana di contributo d'accesso, la fase di sperimentazione di 29 giorni attraverso la quale sono passate centinaia di migliaia di persone è quasi terminata e presto inizierà il momento dei bilanci, in prospettiva di una sua riproposizione l'anno prossimo con tariffe che potrebbero salire anche a 10 euro. Pochi provvedimenti hanno acceso il dibattito e soprattutto fatto notizie anche a livello internazionale come il contributo d'accesso e anche oggi attivisti di diverse associazioni e comitati della Laguna e dell'Entroterra hanno rinnovato la protesta di fronte alla stazione ferroviaria. Per loro il bilancio del contributo d'accesso è già fatto. Il bilancio ovviamente che non ha assolutamente ridotto l'arrivo dei turisti, anzi sono aumentati di molto, che il Comune ci ha preso un bel po' di soldi in tasca, ma la cosa più grave sono i dati che vengono raccolti anche oggi, chiedono chi è il tuo datore di lavoro, i tuoi parenti, perché vieni a Venezia, chi vai a visitare in ospedale. C'è una marea di dati personali, è violata la privacy di migliaia, decine di migliaia di persone. Ma qual è la consapevolezza dei problemi di Venezia tra chi visita la città? Ad esempio il fatto che oramai i posti letto turistici superano abbondantemente i pochi residenti rimasti. Durante la manifestazione questo signore ha sottoposto un questionario ai turisti. Le persone di fuori regione, in realtà alcune anche della regione stessa, strabuzzano gli occhi davanti a questi dati. Io credevo e speravo fosse un dato comunemente inteso e invece ai noi è bene diffonderlo. Al di là del concetto di rendere Venezia un museo con tanto di biglietto d'ingresso, decretandone di fatto la fine come città, qui l'opinione diffusa è anche che il contributo d'accesso abbia basi giuridiche fragilissime. Per quello che è dato sapere non è arrivata nessuna multa, quindi diverse persone hanno provato a farsi multare, al momento non ne sono arrivate. Perché secondo te? Scatenerebbe una querela giuridica sulla fragilità del sistema del regolamento comunale sul ticket d'accesso. È sempre Filippo Fois che ha firmato questo servizio, ha raccolto la denuncia dell'hacker etico Epto. I dati con cui ci si registra per il contributo d'accesso, sostiene Epto, non sono protetti ma si possono vedere dai computer pubblici alla stazione. Sentiamo. Praticamente abbiamo fatto una scoperta devastante. Sembra che non ci sia protezione dei dati personali sulle macchinette qua a Piazzale Roma del contributo di accesso.
Vincenzo Onci, detto Epto, è un esperto informatico, un hacker etico. Racconta di essere stato recentemente contattato da delle signore attraverso il comitato Boulé perché mentre utilizzavano uno dei computer per il contributo d'accesso di fronte alla stazione, casualmente sarebbero comparsi sullo schermo nominativi e dati di altre persone che si erano registrate. Accedendo alla macchinetta, per esempio richiedendo le esenzioni, è possibile ottenere la lista di tutte le altre persone che hanno utilizzato la macchinetta prima senza aver resettato il programma. Non resetta nessuno, quindi praticamente hai tutte le informazioni di tutte le persone che l'hanno fatto prima di te. E se clicchi su una di questi ottieni nome, cognome, indirizzo di casa, numero di telefono, email. Accompagnato dall'avvocato Davide Tutino dei Radicali Resistenti, che nelle scorse settimane ha cercato invano di farsi multare non pagando il ticket, Vincenzo Onci ha ripetuto l'operazione davanti alla stampa. Da hacker etico, poco prima aveva resettato il sistema per non vedere alcun dato nello specifico. Tutto è stato segnalato al garante della privacy e alle forze dell'ordine. Puoi anche accedere a tutta la procedura già compilata e richiedere il tuo QR code di un'altra persona con un altro indirizzo email, ricevendo l'OTP, bypassandolo perché ne crei un altro, e soprattutto se fai download puoi accedere all'area download e ottenere tutti i QR code che sono stati scaricati anche delle altre persone. Allora, vediamo alcuni titoli dell'Arena di Verona. Campagnari, prime ore dietro le sbarre dopo l'infermeria, la sezione 6. Si tratta del figlio del 67enne ucciso a coltellate. E poi addio Carpioni, Curegoni e Trote, nel Garda non c'è più pesce. Valentina Garonzi conquista la copertina di Fortune con Diamante ed altri titoli dell'antico quotidiano Scaligero. Le imprese, ci sono ombre e luci, più luci che ombre per fortuna in questo momento, però stanno calando i prestiti e aumenta il rischio di infiltrazione della criminalità anche in Veneto. L'allarme della CGA di Mestre. La caduta verticale dei prestiti subita negli ultimi 12 anni dalle aziende della nostra regione è anche riconducibile alla scomparsa di molti istituti di credito che per decenni hanno dominato la scena creditizia del nostro territorio, come le casse di risparmio, Veneto Banca, la Popolare di Vicenza e Anton Veneta. Nell'ultimo anno gli impieghi vivi alle imprese venete sono diminuiti del 7,2%, con un picco in provincia di Verona del meno 11%. Continua pertanto la riduzione dei prestiti bancari alle aziende venete, così come in buona parte del paese. Secondo l'ufficio studi della CGA, questo trend rischia di alimentare indirettamente un fenomeno preoccupante che ormai non riguarda solo le regioni del sud, ma anche quelle del nord. La presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti così particolari, infatti, sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria, in particolare nei settori ad alta intensità di contante come ristorazione, intrattenimento o sale giochi, in quelli che richiedono il controllo del territorio, l'edilizia, e nei comparti meno innovativi che non richiedono invece competenze specialistiche. Nei territori dove il numero di denunce all'autorità giudiziaria per estorsione, racket, usura, contraffazione, lavoro nero, gestione illecita del ciclo dei rifiuti o scommesse clandestine è molto alta la probabilità che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o più organizzazioni criminali di stampo mafioso. Se vogliamo evitare che molte piccole imprese a corto di liquidità finiscano nella rete delle organizzazioni criminali che in questi momenti sono sempre pronte ad aiutare chi si trova in difficoltà, bisogna rifinanziare il fondo di garanzia che durante il periodo del Covid ha contribuito a evitare la chiusura di tantissime realtà economiche, soprattutto di piccola e piccolissima dimensione. Così Paolo Zabeo, direttore del centro studi di CGA Mestre nel servizio di Ilaria Marchiori. Stasera avremo anche Renato Mason, segretario della CGA, parleremo di questo ed altro. Vediamo la gestione del risparmio. Tanti anziani, soprattutto gli over 65, non hanno gli strumenti per capire come far fruttare i propri risparmi, non disperderli. Allora la CISL ha pensato di fare un corso di aggiornamento. Vediamo. I pensionati della CISL stanno organizzando in
tutte le zone della provincia di Treviso e di Belluno delle giornate formative e informative sulla gestione del risparmio, un tema forte proprio che ha bisogno di essere affrontato con persone competenti in modo da aiutare gli anziani a recepire e a orientarsi sul cambiamento. Gestione del risparmio anche nella nuova sede di Viale della Repubblica. La Federazione dei Pensionati della CISL Belluno Treviso e la Federazione dei Servizi Bancari e Assicurativi hanno organizzato un appuntamento informativo in ambito economico-finanziario mirato soprattutto agli over 65. Per gestire al meglio le proprie risorse, per valutare meglio come lasciarle ai propri eredi, come stare attenti anche alle truffe e alle varie sollecitazioni malavitose che ci sono. Il livello medio di cultura finanziaria tra gli over 65 del trevigiano è un livello medio-basso. Le persone hanno sentito dei termini tipo obbligazioni, azioni. In un'assemblea è emersa la curiosità di sapere qualcosa di più sulle criptovalute, ma in realtà la cultura è veramente ancora molto bassa, quindi c'è tanto da lavorare. Secondo i dati statistici, un italiano su 2 viene preso da ansia e preoccupazione quando si tratta di entrare in banca e parlare di soldi e risparmi, perché quello che non si conosce per forza di cose fa paura. La dimestichezza con il tema degli investimenti, del rischio, della diversificazione è scarsa, da qui il lavoro di alfabetizzazione finanziaria che il sindacato porta avanti con i pensionati. Quella dei giorni scorsi è la 4ª assemblea organizzata dall'FNP CISL. Entro fine anno ne saranno calendarizzate un'altra decina per aiutare gli anziani a sapersi gestire e tutelare. Vogliamo accompagnarli in un percorso che possa fornire loro degli strumenti, una sorta di cassetta degli attrezzi per cui entrare in banca e gestire in qualche modo il loro risparmio, che vuol dire utilizzare bene oggi i risparmi di una vita e pianificare bene il loro futuro per tutte le esigenze che ci saranno da qui in poi, comprese le esigenze successorie. Ed ad una settimana dall'avvio dei saldi, primo bilancio positivo per il commercio trevigiano, con il negozio che si conferma il canale preferito per gli acquisti, quasi incredibilmente, perché si sta parlando invece della supremazia dell'e-commerce. Vediamo. L'andamento è buono, di tenuta. Naturalmente, proprio perché il periodo è lungo, dobbiamo approcciarci con tutte le cautele del caso, ma anche diciamo di una discreta soddisfazione, e magari anche stiamo cogliendo qualche segnale, diciamo, di miglioramento. Segnali positivi per il commercio trevigiano ad una settimana dall'avvio dei saldi. Certo, il periodo delle svendite è molto lungo e sono passati solo pochi giorni dall'avvio, ma i primi dati sono buoni. Ho un dato che è quello nazionale, un più 1,7, e per quanto riguarda il Veneto addirittura in miglioramento più 2%. Ma ripeto, dobbiamo monitorare tutto il periodo fino al 31 agosto. Certo, quest'anno in Veneto l'avvio dei saldi ha coinciso di fatto con l'inizio dell'estate più che con la fine, visto l'andamento meteo di maggio e giugno. Pare comunque che i consumatori, sempre più attenti e consapevoli, si stiano orientando per gli acquisti, specie nel settore moda, sul negozio tradizionale. Il retail fisico rimane al primo posto nelle scelte strategiche pianificate nei saldi dai trevigiani. Questo lo tocchiamo con mano, vediamo che magari si approcciano con scelte più razionali, chiedono la qualità, i prodotti di lunga durata, di longevità, diciamo, sia di stile che di materiali, prodotti sostenibili italiani. Intervista di Marta Marangon, andiamo in pubblicità con i registi Italo Morao e Mattia Pizzaia, state con noi, a tra poco. C'è una movida fracassona a Bassano del Grappa, non soltanto a Bassano del Grappa, ci sono addii al celibato dove si sentono così, si sente di tutto e ci sono anche persone che hanno alzato il gomito, e allora arriva la linea dura dell'assessore alla sicurezza. La movida fracassona, gli addii al celibato blasfemi e il tasso alcolico del centro storico entrano nell'agenda della nuova amministrazione.
L'avvertimento arriva dritto dall'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, uno che di ordine pubblico se ne intende. La prima lamentela che gli è arrivata riguarda l'addio al celibato in cui lo sposo è stato vestito da Cristo e il suo passaggio è stato accompagnato sul ponte e in Angarano dallo spargimento di particole, una faccenda che ha indignato i bassanesi. I cittadini bassanesi hanno perfettamente ragione. Adesso io non voglio diventare il censore degli addii al celibato. Certo è che Bassano non deve diventare il punto di riferimento di queste espressioni. Non è solo una faccenda di decoro, qui si va sul penale. Sto dicendo che nel caso di specie, augurandomi che fossero stati identificati questi soggetti, ci possono essere gli estremi dell'articolo 403 del Codice Penale, che parla chiaramente del vilipendio al culto, sia per chi ha fatto la figura del Cristo, sia per chi ha seminato le particole, anche se non erano consacrate. Un altro problema della movida bassanese è quello degli ubriachi e da qui al degrado segnalato tante volte dai residenti il passo è molto breve. Possiamo richiamare di nuovo l'attenzione al Codice Penale, perché anche lo stato di ubriachezza, oltretutto spesso anche molesta, può avere una conseguenza penalmente rilevante. In questo caso l'assessore prevede un maggior coinvolgimento della polizia locale, ma anche un patto con gli esercenti. Le forze dell'ordine devono garantire, soprattutto in determinati orari che conosciamo bene, la copertura del territorio, soprattutto del centro storico, e fare squadra con gli esercenti. Una proposta già lanciata in campagna elettorale dallo stesso Campagnolo riguarda la possibilità di creare un rapporto più profondo e stabile con i quartieri, in modo da raccogliere le istanze del territorio e accorgersi di nervi scoperti prima che questi, passateci la metafora, si infiammino. Questa era una delle promesse che io avevo fatto in campagna elettorale. Mi aspetto di rapportarmi con i presidenti di quartiere e di far con loro squadra, dando loro la possibilità di un contatto costante con me ed eventualmente creando anche i presupposti di qualche riunione periodica in cui ci confrontiamo liberamente per sapere come incidere in determinate zone della città. Da Bassano a Vicenza, per il problema della carenza degli organici della questura, i sindacati sono schierati per fare in modo che ci siano più agenti di pubblica sicurezza e si sono in qualche modo coordinati con i parlamentari vicentini. Sentiamo. Elevare il livello di sicurezza della città promuovendo la questura di Vicenza a livello di prima fascia, al pari degli altri centri urbani che si snodano lungo l'autostrada Torino-Venezia. È l'obiettivo che si sono posti i sindacati di polizia SIULP e SAP, che hanno coinvolto tutti i parlamentari vicentini in un incontro fisico e virtuale alla caserma Sasso. Le carenze di organico della Polizia di Stato, che non ha garantito il rimpiazzo dei pensionamenti annunciati, mette a rischio il controllo effettivo sul territorio iberico. La Polizia Stradale ha perso oltre il 50% di uomini a disposizione. Il commissariato di Bassano è passato da 55 a 36 poliziotti operativi, facendo venire meno i pattugliamenti notturni. A rischio chiusura la Polizia Postale e quasi il dimezzamento di quella ferroviaria. L'impegno comune assunto trasversalmente dai parlamentari vicentini è stato quello di sollecitare il governo per l'invio a breve di una task force di circa 30-40 agenti effettivi per la TAV. Il problema del riconoscimento adeguato della questura iberica è un problema annoso che si trascina da diversi governi e che va risolto. Il grido di dolore delle forze di polizia, dei sindacati, con la presenza di tutti i parlamentari, di tutte le forze politiche, non può restare inascoltato. Abbiamo bisogno di una presenza forte sul territorio, lo Stato non può voltarsi dall'altra parte di fronte a una città, una provincia che trasversalmente a tutti i colori politici chiede di avere una presenza dignitosa di forze dell'ordine. Una tesina di terza media dedicata all'Arma dei Carabinieri. A scriverla una giovanissima di Montegrotto Terme, che poi l'ha donata al maggiore Carmelo Recupero, comandante della compagnia di Abano Terme, competente per territorio. Il suo sogno è quello di entrare nell'Arma dei Carabinieri e per questo ha messo nero su bianco le sue aspirazioni nell'elaborato presentato durante l'orale di terza media sostenuto presso la scuola Vivaldi di Montegrotto Terme.
Aurora Pellizzari è decisamente determinata per la sua età e dopo aver presentato il suo lavoro ai prof, spiegando di aver scelto l'argomento perché crede nei valori di questa istituzione come lealtà, coraggio, fedeltà, solidarietà, abnegazione e fierezza, la giovanissima ha consegnato la mappa concettuale del suo elaborato al comandante della compagnia di Abano Terme, Maggiore Carmelo Recupero. Un lavoro approfondito che ha toccato varie materie, tra cui storia, con la nascita dell'arma e le vicende di salvo d'acquisto, scienze, con la presentazione dei cani molecolari, storia dell'arte, con il quadro di Giovanni Fattori, Carabinieri a cavallo in perlustrazione, fino a educazione motoria con le prove fisiche che gli allievi affrontano per entrare nell'arma. Un lavoro premiato con il massimo dei voti della commissione e con un piccolo dono consegnato alla giovane aspirante con l'augurio di coronare il suo sogno. Milioni di italiani sono in vacanza, ovviamente c'è sempre così la discussione se fare vacanze brevi o vacanze lunghe, sempre compatibilmente con le risorse a disposizione. Siamo andati a sentire come la pensano alcuni bassanesi e anche dei turisti sull'argomento. Vediamo. Corte ma di qualità, diciamo, ecco. Cioè puntare più sulla qualità della vacanza rispetto al fatto di stare molti giorni, magari annoiarsi, ma visitare cose interessanti, queste cose qua, insomma, ecco, sì, sicuramente. Una settimana. Quello che ci si può permettere anche economicamente. Destinazioni Italia o estero? Estero, direi. Una decina di giorni secondo me è il tempo giusto da trascorrere in vacanza, assolutamente. Medie. Cioè quanto? 5 giorni, 6 giorni. Per me niente vacanze a casa, sto un benone di Dio. Abito in paradiso. Tutto bene. Sulle colline del Prosecco a Miane. Facciamo giusto una scappata e fuga. Toccata e fuga, quindi Italia. Sì, Italia. Preferiamo l'Italia perché ci sono tanti posti bellissimi e qua abbiamo i risultati. Di dove siete? Noi abitiamo in provincia di Venezia, Portogruaro. In realtà ne facciamo una di una settimana e una di 2, quindi... Una mezza via? Sì, una mezza via. Destinazioni? Quella più corta di solito montagna, Alto Adige. Quella più lunga non ho ancora deciso, quindi alterniamo. Di solito facciamo un giro in un paese europeo. Le nostre molto brevi, perché l'occasione di venire in Veneto per la figlia che studia qui e poi da Padova giroliamo un po' queste belle città, questi bei posti. Dove siete? Del Piemonte. Niente vacanze, mi sa, quest'anno. E perché troppe spese, quindi niente vacanze. In generale cortissime. Tipo? Tipo 4 giorni, 5. Invece ultimamente è un pochino meglio, però normalmente 4-5 giorni. A 20 anni sono in vacanza. Pensionato. Pensionato e vivo bene. Cammino, vado, però finché la salute non mi va abbandonare. Speriamo che dure. Adesso andiamo a San Polo di Piave per un altro gravissimo incidente stradale di cui vi abbiamo parlato in apertura, cioè un disabile investito, travolto, e ci dà tutti i particolari Cristian Arboit in diretta. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Dicevamo di un weekend pesantissimo dal punto di vista delle vittime sulla strada, tra queste appunto Massimo Feletto, quest'uomo di 50 anni che ieri sera è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. È un pirata della strada anche in questo momento, le indagini da parte dei carabinieri e non solo da parte dei carabinieri sono serratissime. Pare che l'attenzione degli inquirenti, degli investigatori si stia concentrando su una Fiat Grande Punto, ma chiaramente parliamo di ore delicatissime per risalire ovviamente all'autore di questa tragedia, perché non ci sono altre parole. La badante che era con Massimo Feletto fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Qui con me c'è Andrea Serra, che molti conoscono perché è titolare di Casa Vittoria. Casa Vittoria
Direttore, mi perdoni, che è una delle strutture più note nella Marca trevigiana. Qui lavorava Massimo che aveva la sindrome di Down, come molti ragazzi che lavorano in questa struttura. Chi era Massimo Serra? Massimo è stato uno dei nostri primi ragazzi a venire qua sulla struttura, dove i familiari hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno supportato anche nell'avviamento appunto dell'attività. Massimo era un ragazzo splendido, adesso non perché è venuto a mancare, ma proprio il suo ricordo l'abbiamo visto anche stamattina con tutti i clienti che sono venuti ad acquistare i prodotti nella nostra rivendita dell'SR. Tutti lo ricordano un ragazzo sorridente, gentile, buono, molto attento soprattutto e molto ligio soprattutto nel lavoro, quindi per noi è una gravissima mancanza. Ecco, tra l'altro aveva perso la mamma un anno fa a marzo, e voi insomma lo aiutavate anche nel trasporto, insomma non lo lasciavate solo. Ci eravamo impegnati appunto, organizzati con i fratelli, le sorelle nel gestirlo, nel trasporto, quindi andavamo a prenderlo o lo portavamo a casa, proprio per dargli l'opportunità che continuasse a stare in mezzo a noi. Perché Massimo lavorava in una di queste serre? Assolutamente sì. Abbiamo delle foto bellissime che abbiamo ricordato stamattina guardando anche con i volontari. È una mancanza. Ecco, di sapere che c'è un pirata della strada che non si è fermato a prestare soccorso, che effetto fa e che cosa si sente di dire? Che si costituisca, perché la gravità è doppia, perché c'è anche una disabilità dietro, quindi in coscienza credo che non possa stare sereno. Sei in ascolto e sa quello che ha fatto, costituisciti. Grazie davvero Andrea Serra, insomma sono parole precise, un messaggio molto forte e chiaro di fronte alla tragedia che ha sconvolto Ormelle, San Polo. Massimo era conosciutissimo, fra poco incontreremo anche il sindaco di San Polo Nicola Fantuzzi, anche lui ha un ricordo personale. Costituisciti, dice Andrea Serra, questo soggetto che ha travolto e ucciso Massimo che appunto ha perso la mamma un anno fa, ma anche il nipote Alessandro 2 anni fa, vittima di un incidente stradale che tutti noi ricordiamo. Il nipote 17enne all'epoca era a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un mezzo delle poste. Il ragazzo morì sul colpo, quindi l'ennesima tragedia che si abbatte su di una famiglia e su di un'intera comunità. Per il momento da San Polo di Piave è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie a te Nicoletta Rizzetto. Abbiamo un servizio che ricostruisce questo incidente di Ormelle, per cui chiedo a Mattia Pizzaia e a Italo Morau di mandarlo in onda. Grazie. Caccia al pirata della strada che poco dopo le 8 ha travolto una moto e non si è fermato a prestare soccorso al centauro rimasto seriamente ferito. È accaduto a Caerano San Marco, sulla rotonda di via Callarga, a poche decine di metri dalla trattoria da Ciccio. L'auto e la moto procedevano entrambe nella stessa direzione, da Castelfranco verso Montebelluna. Nella curva l'auto ha urtato la motocicletta, una KTM, facendo finire rovinosamente a terra il motociclista, un 55enne di Castelfranco. Dopo l'incidente, come se niente fosse, il conducente della macchina si è allontanato, continuando la corsa verso Montebelluna. A soccorrere l'uomo e lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno segnalato alla polizia l'auto, una Fiat Punto di colore grigio chiaro. Sul posto è atterrato l'elicottero del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Treviso, dove è ricoverato. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente a 2 passi dal bar-ristorante da Ciccio, dove titolare e clienti che hanno assistito allo schianto si sono subito messi a disposizione della polizia stradale. Abbiamo sentito l'elicottero arrivare e ho sentito qualche cliente che ha detto una macchina
andata a urtare una moto, insomma, e ho sentito che questa macchina è scappata via, è andata via, non ha prestato soccorso. Il pirata della strada dovrebbe avere le ore contate. In zona ci sono diverse telecamere che potrebbero aver ripreso l'incidente e la fuga dell'appunto. Ci sono le telecamere, sì, del ristorante, sono attive e sono a disposizione delle forze dell'ordine. Servizio Marta Maragon, questo non era il servizio dell'incidente del pirata di Ormelle, ma avete sentito a Cairano San Marco, è successo ieri mattina. Invece a Gemona, in Friuli Venezia Giulia, c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto in via Zorutti, grave un ragazzo di 17 anni. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni ricoverato all'ospedale di Udine dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica 14 luglio a Gemona in via Zorutti. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una motocicletta. Il giovane, in seguito all'impatto tra i due mezzi, piuttosto violento, è stato sbalzato a circa 8 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine per tutti i rilievi. Il ragazzo, la guida della moto, è stato intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato chiuso per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso. Mi ha scritto poco fa Andrea Danna, che ha perso una figlia anni fa in un incidente stradale e che da allora ha iniziato una sua battaglia personale per far fronte a questa strage. Dice, mi ha scritto, da gennaio 35 sono le vittime stradali sulle infrastrutture trevigiane. Basta, facciamo qualcosa per togliere il dolore dei familiari di vittime di incidenti. Serve un'urgente militarizzazione delle infrastrutture con forze dell'ordine e militari dell'esercito. Andiamo a vedere, dice ancora Andrea Danna, andiamo a copiare ciò che fanno i paesi africani, per esempio in Marocco, in ogni confine provinciale, su tutte le strade di entrata e di uscita di ogni città c'è un posto di blocco permanente 24 ore su 24, quindi il controllo del territorio. Pubblicità, di nuovo un secondo break pubblicitario e poi torniamo qui subito con voi. Padova tra le mete preferite dai turisti anche d'estate, numeri da record per la mostra di Monet che si è chiusa al Centro Culturale San Gaetano. Il 2024 è destinato a superare il 2023 per numero di presenze turistiche. Si conferma in crescita il numero dei visitatori che scelgono Padova come meta per soggiorni brevi e città d'arte da scoprire. I dati tendenziali ci dicono che probabilmente quest'anno riusciremo a superare i dati che avevamo registrato nel 2023, che erano un record rispetto a quello che ha rappresentato l'anno migliore del pre-Covid, che è il 2019. Diciamo che l'obiettivo è arrivare alla fine anno a 2 milioni di presenze, che è l'obiettivo che Padova deve assolutamente conseguire. È chiaro che per avere un turismo di fascia alta e gestire con intelligenza le presenze turistiche in città è importante avere eventi di qualità. Una spinta che arriva di certo dal riconoscimento UNESCO dell'Urbs Picta, ma anche da grandi mostre come quella di Monet, che con la collezione che arrivava dal Museo Marmottana allestita al San Gaetano ha chiuso con un record di oltre 100.000 visite da marzo, numeri impressionanti anche per questo ultimo fine settimana di apertura. La grande mostra di Monet, che si inserisce nelle celebrazioni per i 150 anni della prima mostra degli impressionisti, che si fece a Parigi nel 1874, ha rappresentato un successo incredibile. Toccheremo circa 200.000 presenze, credo che sia il record in assoluto per il San Gaetano, ed è un turismo di fascia alta che porta ricchezza negli alberghi, nei ristoranti, nelle botteghe della città. È una modalità con cui Padova declina anche nei linguaggi del contemporaneo la sua identità di grande città d'arte.
Di Valentina Visentini, i turisti fanno anche danni quando arrivano nelle città d'arte, per esempio a Venezia, la battaglia contro i lucchetti dell'amore sui ponti veneziani. I volontari ne tolgono oltre 5.000. 150 soci dell'associazione Masegni e Nizioletti hanno già bonificato 130 manufatti. Per la fine dell'anno la città storica sarà liberata. Adesso torniamo a vedere le immagini del centenario degli Alpini ad Asiago, che è stata l'occasione per ricordare le migliaia di giovani soldati morti durante la Grande Guerra. Rete Veneta ovviamente ha seguito sabato in diretta tutte le celebrazioni. 100 anni di Alpini ad Asiago, 100 anni di Alpini in altopiano. Ma più in generale 1 secolo e spiccioli di penne nere. Già, perché la storia degli Alpini passa dall'altopiano, dall'Ortigara, da quella montagna che è diventata prima il loro calvario e poi il motivo per incontrarsi in tempo di pace e dare vita alle adunate. E così Asiago torna a essere il punto di riferimento per gli alpini che celebrano i 100 anni di vita della sezione Monte Ortigara del gruppo asiaghese e di quello di Gallio. Una grande emozione che parte dal centro della cittadina e arriva su fino alla colonna Mozza a quota 2105. Quando si arriva, che è un attimo di silenzio, che si ricordano in quegli anni, in quella grande guerra, pensare un po' a 2 metri di neve, a meno 20-25 gradi, questi ragazzi di 18 anni che hanno perso la loro vita per salvare la nostra Italia e che bastava mettersi attorno a un tavolo a discutere che ci poteva risolvere tutto. È il motivo per il quale anche durante la donata nazionale, anche durante la donata del terzo raggruppamento, gli alpini hanno detto sempre comunque portatori di pace. Esattamente, anche con la donata di Vicenza e anche noi con il nostro centenario qua oggi diciamo sempre la pace, perché la pace è una cosa grande, grande, grande. La giornata inizia con il conferimento della cittadinanza onoraria asiaghese agli alpini ed è emozionato pure il sindaco. Oggi era giusto riconoscere un lavoro fatto in questi 100 anni dagli alpini che non ci sono più e dagli alpini che esistono ancora e che sono attivi. È chiaro che questo è un momento in cui noi dovremmo dare un esempio anche in molti giovani, perché attraverso le azioni così importanti di riconoscimento si valorizza anche un'attività di volontariato, un'attività di disponibilità a favore del bene comune. Poi spazio all'alzabandiera, allo sfilamento fra ali di turisti, amici e cittadini in festa fino al sacrario del Leiten, dove riposano 54.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. A loro sono stati resi gli onori più alti nella penombra del sacrario che domina la conca centrale dell'altopiano. Migliaia di giovani vite spezzate, annientate nel colore di una divisa o dell'altra nel tritacarne del conflitto, poi uniti in tempo di pace. Ed è proprio la pace e la sua costruzione che anima l'Associazione degli Alpini. Noi siamo un'associazione che fa la pace, che vuole costruire la pace, ma per costruire la pace bisogna fare quelle attività, soprattutto avere memoria da un lato e dall'altro avere quella forza di poter trasmettere la condivisione, la capacità di stare con gli altri, di condividere con gli altri. Queste sono cose che noi facciamo ogni giorno concretamente, perché questo noi crediamo sia il modo più concreto, più vero per costruire la pace. La celebrazione del secolo delle penne nere dell'altopiano lascia un monumento agli alpini, una vedetta che guarda all'Ortigara e ascolta i sussurri e le preghiere dei morti del Leiten, senza mai chiudere gli occhi, senza mai abbandonare la posizione, senza mai retrocedere neppure di un passo verso l'oblio e la sconfitta dei valori degli alpini, perché quel che è successo non accada mai più. Servizi dei nostri inviati Ferdinando Garavello e Lucio Zanatto. Grazie a tutti per aver scelto Focus TG. Ci vediamo questa sera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.